l'ultima. Pierino torna a casa. Mamma, oggi il maestro ci ha insegnato un sacco di parole nuove. Bravo Pierino. E come avete fatto? Ci abbiamo messo le puntine sulla sedia. Questa è l'ultima. Eccoci qua, signori miei, bentrovati a Prendi l'arte e mettila da parte. Non mi hai seguito all'uscita, mettiti qua, che non priviamo i signori telespettatori della mia uscita a schiaffo, non li priviamo. Allora, io sono qua, allora facciamo, eccomi, mi stavate cercando, ma certo, non c'è bisogno che mi cercate perché sono io a venire a casa vostra. Allora, qua, prendi l'arte. Prendila l'arte e mettila da parte. Oggi, signori miei, oggi siamo a digiuno, in tutti i sensi, quindi oggi ci metterò tutta l'anima. Oggi è fine mese, oggi dobbiamo pagare le bollette, oggi dobbiamo pagare gli affitti, oggi dobbiamo pagare le rette dei bambini che vanno a scuola. Io ne ho 5, lo capisci o no che ne ho 5? Allora, andiamo al primo quadro, andiamo qua. Allora, vedi? Fai la panoramica. Ecco, fai questa panoramica. Ecco qua. Danton, la rivoluzione francese, signori miei. Qua, guardate. Lui che è senza. Questo, l'autore, cosa vuole dire l'autore? Sbaglio. Vado dal dentista e sbaglio. E allora a tutto c'è un rimedio. Lui sbaglia e gli fanno... Guarda, inquadra il naso, che gli fanno la plastica al naso. Guarda lì, guarda che naso. Gli hanno messo un dito indice a posto del naso, perché non poteva rimanere scoperto. Lo capisci oggi, signori miei? Signori miei, oggi ci sono 2 quadri che si devono comprare a coppia. Capisci? Se ti compri questo... Tu, perché le sento che arrivano le telefonate, tu che hai telefonato per comprarti questo quadro che io te lo regalo, 101.000 euro, signori miei, 101.000 euro cosa sono? Venduto, l'abbiamo venduto, abbiamo battuto ogni aspettativa, abbiamo venduto Danton. Ecco, adesso passiamo all'altro quadro, l'abbiamo venduto da là, abbiamo l'altro quadro, signori miei, l'altro quadro è la provvidenza. Inquadra qua. A tutto c'è rimedio, signori miei. Dove manca Dio il quadro si intitola Dove manca, che è quello là che non ne aveva, Dio provvede. 2 bocche, perché se uno la sbaglia ne ha 2. Per questo devi avere 2 quadri a casa, li devi avere tutti e 2. Perché uno va qua e dice: che cos'è questa cosa? Cos'è questo quadro? E tu gli dici: vai là, vacci dall'altro quadro. E allora capisci? Sono veloce? Sono troppo veloce? Allora andiamo piano. Tu vai a vedere questo quadro e dici: questo quadro cos'è? Neanche se vado piano mi vieni dietro. Cos'è questa bocca? Se vedi quello, allora adesso puoi vedere questo qua. E finalmente hai 2 bocche. Signori miei, te lo sei comprato quello? Perché non devi comprare anche questo? Ho sentito, l'abbiamo venduto. Venduto anche questo. Nel frattempo, signori miei, abbiamo la grande opera d'arte. La nostra solita statua, che non è una statua normale. Non lo sarà mai. Perché è una statua, oggi la statua si intitola Penelope e la sua vergogna, e vi spiego perché. Penelope e la sua vergogna, perché deve tessere, deve ricamare, avete capito? La sua vergogna perché scoperta si copre, quindi la statua rimane a casa tua e rimane prima scoperta, così, poi si copre da sola. Lo capisci che si copre? Come te lo devo dire? Mi devo inginocchiare, ti devo dire compratela, perché io mica... E poi dietro, vieni qua con me, lo vedi cosa c'è dietro? Dietro il titolo del quadro, Acne. Cioè lo capisci che l'autore pensa alla gioventù? Cioè è moderno, ti parla del dentista, ti parla dei problemi della fanciullezza,
ti parla della vita reale, ti parla di tessere pian pianino la sua tela. Lui aveva il cosino in mano hai visto adesso dove ce l'ha? Ce l'ha al collo, lo capisci che ce l'ha al collo? Ma cambialo quello, veniamo all'estemporanea. Veniamo all'estemporanea che, signori, quello è un prezzo pregiato, voi lo vedete lì perché non lo regaliamo mica, non lo regaliamo. Fammi vedere l'estemporanea, che la sta dipingendo, la sta dipingendo armoniosamente. Dammela, dammi l'estemporanea, dammela, facciamola vedere, non priviamo i signori clienti di queste estemporanee. Dov'è l'estemporanea? Dov'è l'estemporanea che scalderà i nostri cuori, signori miei? Scalderà i nostri cuori come se fosse musica. Me la dai o no? Me la dai o no? Come se fosse musica, signori miei? Ecco, musica. E allora la nostra estemporanea è a fisarmonica, no? Per la musica, oppure a termosifone. E dipende come la vuoi tu, ma è sempre lei, a testa in giù. Hai capito che è a testa in giù? L'ha disegnata così, allora apre e chiude, così se vuoi avere caldo o freddo e così se vuoi ascoltare una musica. Signori miei, lo so che state telefonando, prendi l'arte. Hai preso l'arte? Mettila da parte. Dal momento che ci avrai contattati e conosciuti, non ti prenderai più. Ciao. Scusa, ma se tu ce l'hai nelle mani, non l'andai a mettere nella testa, no? Guarda, te l'ho fatta, anche questa puntata è andata. Va bene, mi hai promesso, ci vuole la tela. La qui. tela, tu che mi fai a tipo Ficarussi, io non è che mi posso. Ecco. Io mi metto a venire pignati che me la passo più meglio. Non ho fritto, lo sanno fare tutto. Ma poi chi è sta cosa che fa lo specchio? La tela, stasera devo ricamare.